Siamo in piazza Todora Sottomarina con Marco Dolfin, neo eletto consigliere regionale per la Lega. Intanto congratulazioni da parte di Chioggia Azzurra, che tra l'altro ha sostenuto la necessità di avere dei candidati chioggioti eletti al Consiglio regionale. Consigliere di maggioranza, consigliere del primo partito di maggioranza relativa a Chioggia, uno dei casi in cui la Lega, grazie alla presenza del neoconsigliere, ha anche oltrepassato la lista Zaia. Quando è che hai capito di avercela fatta? Vabbè, allora, tanto ringrazio dell'opportunità che mi date, ringrazio anche fin dall'inizio il vostro, diciamo così, la vostra operatività, perché fin dall'inizio voi avete detto sosteniamo i candidati locali e questo verrà atto è lodevole la vostra iniziativa che dopo alla fine ha portato anche i frutti sperati, perché alla fine riusciamo ad accedere in due, al di là dei ruoli, però comunque mi dispiace per gli altri contendenti, avversari, però alla fine i dati sono questi e dobbiamo prenderne atto. Per quando sono stato, diciamo così, ho avuto la sensazione di poter riuscire, ma fin dall'inizio ho visto tanto entusiasmo attorno a me e tanti amici, tante persone che si sono messe subito a disposizione e ho capito che insomma con questo tipo di lavoro si poteva comunque fare un buon risultato. Alla fine il risultato invece è stato anche di più di quello che è sperato, ecco. Quindi comunque visto la forza che è stata messa in campo, insomma, ne posso solo dire grazie a tutti. Sei stato eletto come primo della lista con oltre 3.000 preferenze, delle quali oltre 2.700 conquistate qui a Chioggia. Diciamo che hanno lavorato in tanti, hai avuto un consenso che va oltre a quello normale della Lega anche in questi periodi. Esatto, difatti come ti dicevo prima è stato veramente un lavoro di squadra, tante persone si sono riviste non tanto sui colori, non tanto sulle bandiere, proprio sulla persona, e questo io sarà motivo anche di ringraziare pubblicamente, voi mi date la possibilità, ma soprattutto anche di dovere dopo in certe maniere dimostrare che questa loro, diciamo così, parte che hanno fatto nei miei confronti dovrà essere a sua volta tra virgolette un po' restituita con il lavoro poi dopo che dovrà essere fatto, e grazie anche e soprattutto al supporto del territorio che dovrà sollecitare appunto le tematiche e problematiche da portare appunto nelle sedi. Un territorio che ti ha dato anche un consenso omogeneo. Noi abbiamo visto già dei dati che i vostri rappresentanti di lista ci comunicavano, omogeneo dappertutto, Chioggia, Sottomarina, frazioni, grandi percentuali, grandi consensi personali dappertutto. Parliamo già di futuro, hai un'idea di quale, per esempio, commissione o di quale settore vorresti seguire prioritariamente in regione? Io vengo dal mondo dei trasporti e pertanto magari avrò modo di poter avere più sensibilità su quel settore, però ciò non toglie che il mio interesse è a 360 gradi. La nostra realtà, come sempre detto in campagna elettorale, ma non lo scopriamo dalla campagna elettorale, in questa città, in questa parte del territorio sud della provincia, perché non dimentichiamoci che non c'è solo Chioggia, ma c'è tutta la parte sud della provincia che deve essere rappresentata, e dunque l'interesse nel mondo della pesca piuttosto che del turismo, piuttosto che dell'agricoltura e manifatturiero, insomma c'è un mondo attorno ed è ovvio e doveroso che tutti avranno la massima attenzione e a sua volta le sollecitazioni che dovranno essere poste alla mia attenzione. Essere in maggioranza ti dà anche qualche responsabilità. Esatto, soprattutto questo. Certamente non andremo con la lista della spesa, ma dovremmo concentrarci sui temi quelli più importanti, di riuscire a dimostrare che esiste anche questa parte sud della provincia, che spesso volte è stata dimenticata. Tra l'altro anche Cavarzio ha ottenuto grandi risultati sia personali che con la collegatura. Esatto, io la ringrazio perché abbiamo cercato laddove era possibile fare un lavoro di squadra e ci siamo riusciti in parte, però abbiamo fatto un ottimo risultato. Ecco. Purtroppo diciamo così, i consensi come lista, la lista Zaia ha fatto da padrona, è ovvio che i ritorni sono stati meno rispetto alla Lega, però voglio sottolineare questo aspetto che la lista Zaia all'interno ci sono tutti i leghisti e dunque non è che sia una lista diciamo così estranea al mondo, diciamo, interno nostro. Ci si è avuto consensi a Chioggia pur non avendo candidato consigliere. Invece parlavamo appunto, ti sei occupato e lavori nei trasporti, così come il collega Montanariello che ti raggiungerà dal Consiglio regionale. Insomma, siete entrambi dipendenti a CTV, la città si aspetta insomma un'attenzione particolare alla viabilità, ai collegamenti, anche alle ferrovie, alle cose che ci mancano. Certo, noi cercheremo, almeno parlo un po' in plurale, ma penso che sia un po' anche il collega in sintonia su questo tema,
cercheremo di portare all'attenzione queste tematiche qua, pur sapendo bene che ci sono anche competenze ben precise, perché altrimenti rischiamo poi di fare da una parte brutte figure, dall'altra giochi di competenze che non sono nostre. Però è ovvio che noi dovremo sostenere l'attenzione su queste tematiche, i trasporti piuttosto che la viabilità. Laddove che la Regione potrà e dovrà intervenire, noi faremo il tutto perché questa parte della città questa parte del territorio, ripeto, area vasta adesso della provincia, sia considerata. Entrambi vi siete anche distinti nel Consiglio Comunale in una strenua opposizione all'attuale maggioranza, all'attuale giunta, che esce un po' ammaccata, diciamo, anche dall'esito elettorale. Diciamo che oggi comincia anche un ulteriore lavoro per le comunali. Sì, l'abbiamo detto in campagna elettorale fin dall'inizio che questa non è una partita che finisce oggi con questi risultati elettorali, ma è una partita che è iniziata qualche settimana fa, che ci ha portato a questi risultati, ma che continuerà in questo periodo fino ad arrivare a tutto l'elettorato per il risultato per riuscire a portare a casa anche il neoconsigliere regionale Marco Delfina ringrazia la città e tutto l'elettorato per il risultato. Grazie consigliere, sta passando proprio in questo momento la macchina che annuncia il ringraziamento della Lega. Era giusto per la città e per tutti gli elettori. Questo è il minimo che potrei aver fatto. La Lega di Chioggia e il neoconsigliere Quello che ti chiediamo come chiediamo è di tenersi informati dei rispettivi consigli regionali in modo da divulgare e farci sapere alle... Sarà il mio compito anche qui. La Lega di Chioggia Grazie, in bocca al lupo. Regionale Marco Delfina